Dietro le porte chiuse delle cucine italiane, le donne custodivano segreti preziosi. Non erano ricette scritte sui libri, ma trucchi sussurrati all'orecchio per far sembrare ricca una tavola povera, ingannando mariti e ospiti. Iscrivetevi al canale per svelare questi 10 misteri culinari. Trippa finta. Striscioline morbide intrise di sugo rosso fumante, servite in cocci di terracotta con montagne di formaggio grattugiato. Sembrava la classica trippa alla romana, ma al primo morso rivelava la sua vera identità. La trippa finta è uno degli inganni culinari più brillanti del centro Italia, ideato per ricreare l'illusione di un piatto di carne usando solo le uova. Si preparava una frittata sottilissima e semplicissima, sbattendo uova fresche con un pizzico di sale e poco prezzemolo, cuocendola in padella senza farla seccare troppo. Una volta fredda, la frittata veniva arrotolata e tagliata a listarelle larghe circa mezzo centimetro. Visivamente, l'effetto ricreava esattamente la trama delle interiora bovine. In un tegame a parte si preparava un sugo finto, un intingolo di pomodoro saporito con cipolla bianca, un tocco di peperoncino e, se disponibile, una fogliolina di mentuccia romana. Le listarelle di frittata venivano tuffate in questo sugo bollente, lasciandole insaporire per pochi minuti. L'uovo cotto agiva come una spugna perfetta, assorbendo l'umidità del pomodoro e gonfiandosi dolcemente, assumendo una consistenza scivolosa e rassicurante che ricordava in modo impressionante l'originale. Era un piatto che le donne si insegnavano per superare le ristrettezze economiche del dopoguerra. Saziava in fretta, costava pochi centesimi ed era così goloso che molti bambini finivano per preferire questa versione astuta e delicata rispetto alla variante originale ben più pesante. Sugo finto. Il tegame sobbolliva sul fuoco sprigionando un profumo di carne arrosto, ma di carne non c'era traccia. Il sugo finto era l'illusione perfetta delle massaie per condire la pasta della domenica quando il macellaio costava troppo. La preparazione richiedeva un'astuzia da illusionista. Si partiva da un battuto ricchissimo: sedano, carota, tanta cipolla, aglio e prezzemolo, tritati rigorosamente a mano, col tagliere pesante. Questo trito doveva soffriggere lunghissimamente nell'olio o nello strutto, sudando fino a quasi caramellare, sprigionando aromi profondi. Poi si sfumava con mezzo bicchiere di vino rosso robusto, lo stesso che si usava per il ragù vero. Una volta evaporato l'alcol, si versava la passata di pomodoro densa, aggiungendo un ingrediente segreto che faceva la differenza: un pezzo di crosta di parmigiano pulita o un fungo secco sbriciolato. Questi elementi donavano quel sapore umami che simulava la presenza del manzo. La cottura procedeva a fiamma flebile per un paio d'ore. Il sugo si restringeva, diventando scuro, lucido e incredibilmente saporito. Condiva rigatoni o fettuccine, ingannando chiunque si sedesse a tavola. Personalmente credo che questa salsa sia superiore a molti ragù moderni, frettolosi, perché dimostra come il tempo e la chimica del soffritto contino più degli ingredienti costosi. Le vicine di casa si passavano le dosi esatte di questo sugo, abbassando la voce, fiere di aver nutrito la famiglia con pochi spiccioli e tantissima dignità. Finto pesce. Negli anni 70, invitare a cena i parenti era una sfida sociale importante, ma spesso il budget rasentava lo zero. La soluzione elegante e segretissima si chiamava finto pesce. Questo antipasto freddo dominava i buffet casalinghi, fingendosi un piatto aristocratico. La base era purè di patate sode, lessate e schiacciate finemente, mescolate con abbondante tonno in scatola scolato, maionese, capperi e acciughe tritate.
Le donne lavoravano l'impasto con le mani fino a renderlo una pasta modellabile e compatta. Il vero trucco stava nella scultura. Su un piatto da portata ovale, il composto veniva sagomato a forma di pesce, con tanto di coda e pinne modellate, usando i rebbi di una forchetta. Poi iniziava la decorazione meticolosa. Fettine di cetriolino sottaceto o rondelle di carota venivano disposte a scaglie sovrapposte per simulare la pelle. Un'oliva nera diventava l'occhio. A volte si usava la gelatina per lucidare la superficie e renderla simile alle preparazioni da ristorante stellato. Veniva servito freddo, tagliato a fette spesse. Sapeva di festa, di tonno e di maionese, risultando golosissimo e fresco. Nessuno osava ammettere che fosse nato per risparmiare sul salmone o sulla spigola fresca. Era il trionfo dell'apparenza e del gusto rassicurante, un segreto condiviso tra casalinghe che volevano fare bella figura, senza svuotare il portafoglio prima della fine del mese. Prepararlo richiedeva pazienza artistica, ma il risultato visivo garantiva sempre un sussulto di ammirazione generale da parte di tutti gli invitati seduti in salotto. Torta all'acqua. Come si prepara un dolce soffice quando in dispensa mancano uova, latte e burro? Sembra una magia impossibile. Eppure la torta all'acqua era la ricetta d'emergenza che le madri si appuntavano su foglietti volanti. Nasceva nei periodi di razionamento, ma rimase un asso nella manica per i momenti di crisi improvvisa. In una terrina si versava semplice acqua a temperatura ambiente, mescolandola con zucchero bianco fino a farlo sciogliere completamente. Si aggiungeva olio di semi per dare la quota grassa essenziale, poi farina setacciata, una bustina di lievito chimico e scorza di limone grattugiata per aromatizzare. Chi aveva un fondo di cacao amaro ne buttava un cucchiaio per renderla ancora più invitante. L'impasto liquido, girato velocemente con una frusta a mano, andava dritto in forno. Il calore faceva il miracolo. La torta cresceva altissima, morbida e spugnosa, sfidando ogni regola della pasticceria classica. Non aveva il sapore ricco del pan di Spagna burroso, ma offriva una consistenza umida e leggera che la rendeva perfetta da inzuppare nel tè del pomeriggio. Nessuna padrona di casa confessava volentieri di aver offerto un dolce fatto letteralmente di nulla. Se la scambiavano sottovoce, come una formula alchemica preziosa. In famiglia la ricordo come una coccola leggera, il dolce che spuntava dal nulla nelle domeniche piovose, dimostrando che l'affetto materno sa lievitare meravigliosamente, anche usando solo la semplice acqua del rubinetto. Vitello tonnato falso. L'antipasto dei giorni di festa nascondeva spesso una bugia colossale, tagliata a fette sottilissime. Il vitello tonnato era uno status symbol borghese, ma la fesa di vitello aveva un prezzo inaccessibile per molte famiglie. Così, nei mercati rionali, le macellaie suggerivano sottovoce l'inganno perfetto: usare la lonza di maiale o il petto di tacchino arrotolato. Questo taglio economico, se trattato con le dovute accortezze, si trasformava in un sosia impeccabile. La carne veniva legata stretta con lo spago e bollita a lungo in un brodo aromatico ricco di verdure, chiodi di garofano e foglie di alloro, affinché si ammorbidisse perdendo il suo sapore forte. Raffreddata e tagliata con l'affettatrice manuale, assumeva un colore rosa pallido, indistinguibile dal vitello originale. A coprire la truffa gastronomica ci pensava la salsa tonnata, una crema densa e coprente a base di tonno, acciughe, capperi e uova sode frullate insieme all'olio. Questa salsa dal sapore prepotente e sapido velava ogni fetta di carne, livellando le differenze e dominando il palato. Portare in tavola questo vassoio guarnito con fiori di carota
significava servire l'eleganza risparmiando metà della spesa. Gli ospiti elogiavano la morbidezza del vitello e le cuoche sorridevano complici, sapendo bene di aver messo in atto una delle sostituzioni più geniali e riuscite della nostra storia culinaria domestica, senza mai farsi scoprire. Crema pasticcera economica. Durante le preparazioni dei dolci natalizi, l'odore di limone invadeva le scale, ma dietro la porta si celava un trucco da maestri del risparmio. La crema pasticcera serviva per farcire bignè e crostate, ma richiedeva tanti tuorli e latte intero. Ingredienti non sempre a disposizione. La ricetta sussurrata prevedeva una versione economica, altrettanto setosa ma decisamente meno dispendiosa. Si dimezzava il numero delle uova, a volte usandone solo uno intero al posto dei 3 tuorli canonici, e si sostituiva metà del latte con semplice acqua, per farla addensare perfettamente senza l'aiuto delle proteine dell'uovo. Si aumentava leggermente la dose di amido di mais o di farina bianca. Il vero segreto, però, era il colore. Una crema pallida avrebbe rivelato subito la sua natura povera. Così le nonne aprivano un piccolo barattolo nascosto in dispensa e prelevavano una puntina minuscola di curcuma o, nei casi più fortunati, un singolo pistillo di zafferano. Mescolata energicamente sul fuoco basso, la polvere colorava la crema di un giallo squillante, ricco e ingannevole. Abbondante scorza di limone copriva qualsiasi mancanza aromatica. Spalmata sul pan di Spagna, questa finta pasticcera teneva perfettamente la struttura, risultando persino più leggera e digeribile della ricetta ufficiale. Era un espediente geniale per far sembrare opulento un dolce nato dall'esigenza di far quadrare i conti domestici alla fine del mese. Gnocchi all'acqua. Si può preparare un piatto di gnocchi senza usare nemmeno una patata? La risposta è un segreto custodito gelosamente nei borghi contadini di mezza Italia. Quando le patate scarseggiavano o non c'era tempo per lessarle e sbucciarle, le donne sfoderavano gli gnocchi all'acqua, una magia basata sulla pura chimica degli amidi. In una pentola si portava a ebollizione mezzo litro d'acqua leggermente salata. Appena spuntavano le bolle, si versava la farina bianca a pioggia tutta in una volta, mescolando vigorosamente con un cucchiaio di legno. L'impasto si compattava all'istante, staccandosi dalle pareti sfrigolanti. Questa precottura della farina garantiva una consistenza liscia e per niente appiccicosa. Rovesciata sulla spianatoia rovente, la massa veniva lavorata a mano, rischiando di scottarsi i palmi, fino a formare dei lunghi cilindri. Tagliati a tocchetti, diventavano gnocchi perfetti, sodi e pronti da cuocere. In acqua bollente salivano a galla in pochi istanti. Avevano una consistenza leggermente più nervosa rispetto a quelli classici, ma accoglievano meravigliosamente i sughi corposi. Questa ricetta lampo veniva scambiata sottovoce perché considerata da pigri o da poveri, eppure risolveva brillantemente i pranzi dell'ultimo minuto. È il piatto che ho provato a replicare più spesso da studente universitario, sbalordito dalla facilità con cui acqua e farina potessero trasformarsi in un primo piatto dignitoso, caldo e capace di abbracciare qualsiasi condimento presente in frigorifero. Marmellata di bucce d'anguria. Il vero crimine nelle cucine del passato era buttare via ciò che poteva ancora essere trasformato in zucchero. L'anguria rinfrescava i pomeriggi d'agosto, ma le spesse bucce verdi e bianche finivano solitamente ai maiali. Qualche massaia particolarmente arguta, però, imparò a sfruttare quella polpa soda e inodore, creando una marmellata che somigliava al miele. Il procedimento era un lavoro certosino. Si eliminava la scorza verde esterna, dura e amara,
conservando solo la parte bianca attaccata al residuo rosso del frutto. Questa polpa veniva tagliata a cubetti piccoli e messa a macerare in abbondante zucchero semolato e succo di limone per un'intera notte. Il giorno dopo, la pentola andava sul fuoco. Bollendo lentamente, i cubetti bianchi diventavano traslucidi, quasi cristallizzati, assorbendo la dolcezza dello zucchero e l'acidità profumata dell'agrume. A volte si aggiungeva un bastoncino di vaniglia o della cannella per dare carattere a un ingrediente base, altrimenti neutro. Il risultato finale era una confettura dorata, dalla consistenza croccante e particolarissima, lontanissima dalla classica purea di frutta. Spalmata sul pane imburrato o usata per farcire le crostate invernali, lasciava tutti senza parole. Era un orgoglio segreto, trasformare lo scarto assoluto in una prelibatezza elegante. Le donne si passavano la ricetta con un sorriso furbo, dimostrando che la vera ricchezza non sta in ciò che si compra, ma in come si guarda ciò che si possiede. Carciofi, falsi ripieni. Ricordo che da piccolo credevo che i carciofi della domenica contenessero macinato di maiale e scoprire la verità anni dopo fu uno shock culinario. I carciofi ammudicati, ovvero ripieni di mollica, sono il capolavoro dell'illusione siciliana e del sud Italia. La carne per farcirli era un lusso raro, così si ricorreva al pane grattugiato. Si pulivano i carciofi mammola, duri e spinosi, allargandone le foglie interne, sbattendoli a testa in giù sul tavolo. Il ripieno era un impasto aromatico formidabile. Pan grattato tostato, pecorino romano grattugiato finemente, aglio tritato invisibile, prezzemolo fresco, capperi dissalati e olio extravergine d'oliva in quantità industriali. Le mani riempivano pazientemente il cuore dell'ortaggio, pressando bene la sabbia saporita tra una foglia e l'altra. I carciofi venivano sistemati in piedi in un tegame stretto, con 2 dita d'acqua sul fondo e un filo d'olio. Cuocendo col coperchio, il vapore ammorbidiva le foglie esterne, mentre il ripieno si gonfiava, formando una crosticina saporita in cima. Il gusto finale era potente, sapido, piccantino per via dell'aglio e del pecorino, simulando una ricchezza proteica del tutto inesistente. Questa ricetta sussurrata nei cortili dimostrava come il formaggio forte e l'olio buono potessero tranquillamente sostituire la carne, creando un contorno talmente saporito e compatto da diventare il piatto unico principale per chi non poteva permettersi il lusso del macellaio settimanale. Liquore nocino segreto. La notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno, le donne uscivano nell'ombra per raccogliere le noci ancora acerbe, ricoperte dal loro malo verde e appiccicoso. Il nocino non era solo un digestivo, ma una pozione domestica, avvolta da superstizione e ricette bisbigliate. La regola ferrea imponeva un numero dispari di noci, solitamente 33, da tagliare in 4 parti senza usare attrezzi di ferro, per non ossidare il mallo. I pezzi venivano inseriti in grandi barattoli di vetro, insieme ad alcol puro, a 95 gradi. Qui entrava in gioco il tocco personale, che distingueva la ricetta di ogni famiglia. Chi aggiungeva scorza di limone, chi chiodi di garofano, cannella o chicchi di caffè scuri. I vasi venivano esposti al sole estivo per 40 giorni, scossi amorevolmente ogni mattina. Il liquido diventava nero come l'inchiostro. Solo ad agosto si filtrava il tutto, aggiungendo uno sciroppo di acqua e zucchero per abbassare la gradazione alcolica. L'attesa durava fino a Natale. Offrire questo liquore denso, balsamico e scurissimo era un rito di ospitalità sacro. La lista degli aromi esatti, usati per aromatizzarlo, non veniva mai rivelata completamente.
o mettendo sempre un chiodo di garofano o un grammo di spezia quando veniva trascritta per un'amica. Era il segreto per eccellenza, la magia alchemica femminile capace di trasformare frutti amari in un nettare inimitabile per scaldare gli inverni rigidi. Dall'illusione del sugo finto fino ai misteri del nocino, l'ingegno culinario non finisce mai di stupirci. Queste ricette sussurrate ci ricordano che il sapore più grande nasce spesso dalle rinunce. Cucinare è la vera arte dell'impossibile. Iscriviti, lascia un like e condividi.